Allora, Cri, per invogliare le persone a fare questo giro qua, da 1 a 10, quanto bello e panoramico è stato? 110. 110 addirittura. Cioè, guardate quanto entusiasmo c'è in questo visino. Bellissimo. Ti è piaciuto tanto, sì, eh? Molto, bello. molto. Fatelo. Buongiorno squadra, oggi vi porteremo su una delle cime più ciaspolabili, facili, Oggi vi porteremo su una delle cime ciaspolabili più facili e panoramiche del Friuli Venezia Giulia, ma iniziamo dal principio. Yuhu! Lo conoscete questo castello? Chi in Friuli la montagna alla mastica sicuramente avrà accennato un sorriso, perché il Waldajer è un'icona tutta friulana, un piccolo gioiello realizzato nel 1500 per mano del colonnello austriaco Craig, comandante del fronte di Osopo della guerra tra Austria e Repubblica Veneziana. La struttura, con la sua architettura accattivante, si erege in una posizione strategica, punto di partenza di alcuni fra i più bei percorsi della nostra regione. Oggi però vi porteremo su una delle montagne più amate da chi fa sci alpinismo e gli appassionati di ciaspolate, la vetta del Neddis. Allora, Cri, dopo il calendario dei pompieri, no? No, abbiamo il calendario del corpo forestale. E a caccia oggi lei. Chissà come sarà il calendario del corpo forestale. Dai, su. Allora, in breve, dove andiamo oggi? Allora, partiamo dal Castel Waldajer. Sì. E prendiamo il sentiero 404, il sentiero delle farinarie, D'accordo. per andare al Monte Neddis. Ok, noi siamo equipaggiatissimi perché abbiamo ciaspole, ramponi, ghette, perché comunque neve c'è. Neve c'è, E sì. fa freddo, quindi C'era può un essere anche un bel che ci sia un po' di ghiaccio. E quindi si porta via tutto E si va, si parte. Via, Ok, ciao. go. Compreso fra la valle del Chiarsò, del But e del Cerceversa, con i suoi 1990 metri di altezza, il Neddis ci regala un panorama a dir poco incredibile. Il sentiero da prendere è il 404, per poi deviare seguendo la traccia nera che ci permetterà di raggiungere la vetta. Dai che stai litigando con... Sì. Ti sto dando fastidio, Molto. Guarda come è sistemato con le ciaspole lì, è qualcosa di scandaloso. Sono le alette. Sì, allora l'hai messa una per su e l'altra per giù. Il disordine totale, veramente. Oh Dio mio. Se mette le mani in testa e dice ma dove va sta qua? Ma dove va sta qua? I had just gotten used to this, 'cause love from my list of to-dos. Spettacolare. I didn't ask to be turned around, upside down, but here we are, and it's a good thing. You bring out the best in me. I don't know why or how. With you, I'm the girl that I want to be. It just feels right somehow. To all of my doors, you have found the key. Got nowhere left to hide. You bring out the best in me, more than I. L'ultimo tratto per raggiungere la vetta è stato veramente tosto, il vento in quota era molto forte, andava aumentando man mano si saliva. È stato un vero peccato perché la giornata era a dir poco spettacolare, l'aria tersa e limpida ci ha regalato emozioni da togliere il fiato. Dai amore che ci siamo, dai non mollare. Time management to get rid of fools lining up, but we might have a good thing. You bring out the best in me. I don't know why or how. With you, I'm the girl that I want to be. It just feels right somehow.
Il sassolino comunque lo abbiamo lasciato come tradizione. Registrare in quelle condizioni ottenendo un audio decente è stato praticamente impossibile e comunque il gioco lo sapete, chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Non è una meta difficile, con un abbigliamento adeguato e un po' di preparazione fisica ce la fate tranquillamente. Noi siamo rimasti folgorati dal panorama unico e spettacolare. Sarebbe stato bello far volare il drone in vetta, ma con un vento così forte sarei dovuto andarlo a recuperare in Austria. You bring out the best in me. I don't know why or how. With you, I'm the girl that I want to be. It just feels right somehow. To all my doors, you have found the key. Got nowhere. Con un dislivello di circa 780 metri e un tempo indicativo di 4 ore, soste escluse, vi porterete a casa una gran bella uscita. Ora come sempre, fermi, per chiudere in bellezza, un buon taglio, formaggio e salumi all'Osteria Il Camoscio, la trovate scendendo a destra, un bel camminetto, atmosfera calda e familiare, sala interna e terrazzone panoramica. Noi ci siamo trovati bene e ve la consigliamo. Ah sì, piccola chicca, la musica in sottofondo, stile austriaco. Bene, ora come sempre cartina tabacco e dati tecnici, grazie a tutti per seguirci. La squadra è sempre più numerosa, siamo tutti connessi dalla stessa passione e questa è una grande cosa. Chi non l'avesse ancora fatto si iscriva al canale, noi ci vediamo alla prossima, zaino in spalla e fate i bravi.